Eccoci, stiamo salendo sul Quarnan, siamo più o meno a metà strada, stiamo per arrivare al Cristo con la Ceciglietta. Eccola qui. È uno spettacolo. Questo sentiero qui l'ho fatto diverse volte in bicicletta, però così ricoperto da questa coltre di neve è praticamente irriconoscibile. Bene, qua siamo alla cappelletta, qua siamo all'imbocco del Villeneuve, guardate qui c'è il cartello, ecco, il terreno è ottimo perché la neve è fresca, è farinosa e tiene molto bene. Qui c'è il bivio dove praticamente a destra si scende per il Villeneuve e a sinistra si arriva al Cristo dove c'è il curvone. Ecco, questo secondo me in bici è una goduria. Che dite, ci proviamo? La facciamo? Com'è? Di cosa sa? Di albero. Di albero e di cavallo. Sai che qui d'estate pascolano i cavalli? Però dai, dovrebbe sapere di acqua distillata, praticamente in sapore, è vero? Eccoci arrivati in Malga Quarnan, praticamente la neve arriva fino a mezza porta. Troppo bello. Guardate che bello. Mi sono spariti. Allora aspetta che sono andati via gli occhi, facciamo vedere gli occhi. Così, ecco, ok, perché erano spariti gli occhi dalla bocca. Oh, così sì. Ciao pupazzo, ciao. Guarda che bello, che spettacolo. Questa è la migliore, vero? Sei sporca come da piccola col latte, adesso con la neve fresca. È un paesaggio molto suggestivo. Cioè non si vede niente, No. ed è comunque suggestivo. Qui siamo al parcheggio, al parcheggione, no, forse un po' più avanti, dove si arriva col gippone, col furgone, dove si lanciano col parapendio. Sì, ma non riconosci niente. Non si riconosce nulla, comunque arriviamo fino là e poi decidiamo il da farsi. Ecco, qua siamo al decollo Monte Quarnan, dove si lanciano col parapendio, ma siamo in mezzo alla nuvola, purtroppo non si vede una mazza. Ecco, saliamo giusto qui dove c'è, d'estate troviamo la bandierina. Ecco, questo è il paletto dove c'è la bandierina. Qui c'è tutta la pianura che è completamente celata.
non si vede assolutamente niente. Guarda che roba, incredibile. Lassù c'è il Redentore in mezzo alle nuvole, ce la possiamo solo immaginare. Se ci fosse stata la giornata ideale saremmo saliti fino alla cima del Redentore, che sicuramente lo spettacolo meritava indubbiamente, però a questo punto, visto che siamo in mezzo alla nuvola, ce ne ritorniamo giù. Cosa dici, Ceci? Ecco, bene, un caro saluto, ciao.